Santa Margherita ha scelto di dare la vita per testimoniare la luce, per essere segno di luce. La luce è Dio e questa vita donata ne è il riflesso. Santa Margherita ha scelto di dare la vita per testimoniare la luce, per essere segno di luce. La luce è Dio e questa vita donata ne è il riflesso. Usa le immagini il vescovo ausiliare di Torino, Monsignor Alessandro Giraudo, nell'accompagnare i fedeli nella processione in onore di Santa Margherita, la giovane martire che è venerata come la patrona della città di Santa Margherita Ligure. Il rito, nel cuore dell'estate, abbraccia idealmente i quartieri, i turisti, gli abitanti, il monte e il mare, e la bellezza della serata genera spunti inediti di preghiera, di raccoglimento e di riflessione. Questa sera affidiamo al mare le nostre paure, le nostre fatiche, perché il Signore possa ancora una volta benedire quella strada di speranza che Lui ci invita a percorrere verso quella luce che risplende nella notte. E in questa notte ci vengono regalate due luci: la luce della fede e della preghiera di chi ha affidato al mare quei lumini come tradizione, e la luce di quella luna che riflette la luce del sole e che ci invita ad attendere colui che è il sole che nasce, è colui che vince la morte, è il nostro Signore Gesù Cristo. La testimonianza della fede illumina anche i momenti più difficili, quelli in cui si teme, come di fronte al mare. Le relazioni fraterne ne sono un segno tangibile. Lo ha ricordato il vescovo prima di benedire il mare come gesto tradizionale che si ripete ogni anno, ma sempre nuovo, a fronte delle circostanze concrete, personali, sociali e internazionali. Al rientro in chiesa la benedizione anche sul sagrato con le reliquie di Santa Margherita. Il tema della cura è stato al centro della festa, la cura delle relazioni, di sé, del luogo in cui si vive. Bellissimo, come ha ricordato il parroco al termine della processione, come il suo porto, ma per questo generatore di sogni, stimolo alla partenza, spinta verso l'orizzonte. È stata una settimana di festeggiamenti molto bella, molto intensa, in realtà preceduta da 3 giorni in minicampo con il gruppo dei giovanissimi delle parrocchie della nostra città, un itinerario alla scoperta della cura del creato, dunque nelle Cinque Terre, la scoperta della qualità della cura delle nostre relazioni, siamo stati a Pisa, e poi la cura che dobbiamo porre necessariamente per la custodia dei luoghi che abitiamo, è stata l'ultima tappa a Lucca. Sono stati 3 giorni che hanno inaugurato, potremmo dire, i festeggiamenti patronali di tutto il nostro comune, che si sono conclusi con la solenne processione presieduta da Monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, che ha presieduto anche la celebrazione eucaristica del mattino. Riscoprire l'arte della cura, ne abbiamo bisogno su tutti i fronti, nella nostra vita interiore, nelle relazioni che quotidianamente viviamo, nei luoghi che abitiamo. Un supplemento di cura è richiesto lì dove la vita chiede di fiorire. E allora sarebbe bello ripartire da questa festa non chiudendo questa festa in una bolla, ma aprendo i cammini che abbiamo intuito, cammini di bene, di profezia dentro questi giorni, farli diventare cammini quotidiani, prassi, stili di vita, in modo tale che la cura possa restituire sapore, gusto, vitalità alle nostre esistenze.